Buongiorno da TG1 Economia. Dopo il rigore bisogna assolutamente pensare alla crescita, perché altrimenti si rischiano ricadute pesanti su piccole e medie imprese. Così i giovani di Confcommercio riuniti per la terza volta a Venezia. Sentiamo Beppe Muraro. La stagione del rigore sui conti pubblici sta dando i suoi frutti, ma bisogna che i segnali di ripresa siano rafforzati con interventi strutturali a sostegno delle imprese. E questo è il messaggio che il terzo forum dei giovani imprenditori di Confcommercio consegnerà direttamente nelle mani del ministro dell'economia Giulio Tremonti. La crisi in questi anni ha bloccato anche la crescita delle imprese e l'analisi fatte dalla Confcommercio. Un settore vitale per l'economia italiana come quello del commercio e dei servizi ha però bisogno di stimoli e aiuti per poter tornare a crescere. E per far nascere nuove imprese, dicono i giovani imprenditori, serve uno snellimento della burocrazia e finanziamenti sicuri per chi ha il coraggio di aprire una nuova impresa. E qui l'appello, più che al governo, è rivolto al mondo del credito. Non si può finanziare soltanto un patrimonio e di conseguenza non si può finanziare soltanto chi presenta una garanzia reale. E per chi vuole fare impresa serve un regime forfettario di tassazione e una defiscalizzazione degli oneri sociali per quanti assumono giovani e investono in ricerca e innovazione, scelta che non peserebbe sulle casse dello Stato. Soluzioni che sono anche tutte applicabili e che non vanno assolutamente ad intaccare troppo sui costi dello Stato, perché comunque verrebbero ripagati dalla crescita delle imprese.